avanti la difesa. Regista classico il capitano carlinese, occhio al Cianismuzzane, sottovia, carica la Berta, Tonizzo va proprio a cercare il destro di Tonizzo nella di rigore sul secondo palo. L'intervento sempre di Tobanelli, sempre di casa, altro lancio verso Fantinato, esce al limite dell'area di rigore, Sordis non trova la possibilità di... Palla di testa, bravo, sottovia, aggancia Tonelli, passa, vediamo se filtra anche il pallone verso Butti, Butti può coordinarsi, col destro rimane lì, Butti! E al 18esimo il Cianismuzzane passa in vantaggio sul primo tiro di Butti. C'è stata l'Inter a copertura della fase difensiva e tutti gli altri carlinesi di movimento sono nell'area di rigore dell'Union Feltre ed eccolo qua c'è anche un'opportunità di corner corto con Malagò nei pressi, ma Mignati dice no, vai, la metto in area, vicinissimo al gol del pareggio l'Union Feltre. Occhio a Cossalter, sale anche De Carli e poi il tiro gli offre una via di passaggio sottovia, filtra il pallone, Forestin, Butti a spalle alla porta, Tonelli piglia la decisione di far partire la Berta dal limite dell'area, colpisce la traversa. Adesso l'inerzia è tutta da parte carlinese, l'attimo l'alto verso sottovia che ha un aggancio forte. Sempre Tobanelli in agguato sul secondo palo, la palla però viene sul primo, bene, bravo Ondoi che blocca la possibile ripartenza dell'Union Feltre. Sottovia, qui è gol di Sottovia, è gol di Sottovia, la palla aveva varcato la... Abbiamo detto anche nelle partite precedenti, nelle telecronache precedenti, mentre qua c'è occhio a Cossalter che si libera di un avversario, Cossalter incrocia il sinistro, Sordis si palla invece per Butti di testa dopo una spinta nei confronti dell'avversario. Antenucci nella rigore, Antenucci punta l'avversario, punta Andoi, poi sul primo palo colpisce proprio il palo esterno per il Cianismuzzane, blocchi contro blocchi, movimenti in area di rigore, sale Tobanelli in cielo prendendo l'ascensore, movimenti in area di rigore, pallone sul primo palo di testa ed è poker Cianismuzzane con il colpo di testa di Pignat. Ancora il numero 20 Feltrino, protagonista, chiamando in causa Benedetti che scade del Cianismuzzane, è entrato da poco al posto di Sordis. Mignati va a cercare l'incrocio dei